Stiamo seguendo questa come altre crisi aziendali, abbiamo una delega specifica al tavolo di crisi aziendale che stiamo utilizzando ovviamente per risolvere e prevenire anche in alcuni casi alcune crisi aziendali. Siamo in costante contatto con il governo proprio per andare in questa direzione. La Regione, in stretto contatto con il governo, monitora la crisi Electrolux dopo l'annuncio di 1.700 esuberi in tutta Italia. Una preoccupazione diffusa per le ricadute sul piano occupazionale, con tutti i risvolti che simili ristrutturazioni aziendali potrebbero avere anche sul territorio. I sindacati puntano quanto prima ad un confronto e ad un coinvolgimento delle istituzioni locali, ad iniziare dal sindaco Monteselle, che esprime la sua vicinanza ai lavoratori e auspica, come già successo in passato, un passo indietro dell'azienda. Noi siamo con i lavoratori, con le loro famiglie e con chi difende il posto di lavoro, no? e la vitalità economica delle nostre comunità. E noi confidiamo che tutto possa essere superato, sia una piccola tempesta e si possa andare avanti con Susegana che mantiene i suoi ritmi produttivi e naturalmente la sua parte occupazionale. Una crisi, quella Electrolux, che rischia di avere pesanti ricadute anche sull'indotto. L'allarme di Confartigianato Imprese Veneto: a pagare il prezzo più alto non saranno solo i lavoratori, ma anche le centinaia di maestranze che vivono dell'indotto. Aziende della logistica, dei servizi, fornitori storici, senza dimenticare la componentistica. Per Conegliano, che è da tempo denominata Linux Valley e quindi un'area vocata alla produzione di componentistica per l'elettrodomestico e per l'inox, avrà sicuramente una ricaduta in termini di volume di componenti e di beni prodotti. Preoccupazione anche dalle diocesi del Triveneto, che si affiancano a quelle di Concordia Pordenone per lo stabilimento di Porcia e Vittorio Veneto per il polo industriale di Susegana. I rispettivi vescovi esprimono solidarietà e vicinanza ai dipendenti dell'azienda in un momento così grave e assicurano che le chiese sono al loro fianco, ricordando che il lavoro è il fondamento della dignità umana e non può essere ridotto ad una mera variante di bilancio.